quale sarà il programma di questo secondo momento di ricordo di Umberto Fracchia. Ci sarà un mio breve intervento sul premio letterario che sta andando avanti, stanno arrivando dei racconti non soltanto qui, diciamo, dalla Liguria, da Genova, ma da parte di tutto il territorio nazionale, ci stanno scrivendo da tantissime regioni. Ci saranno poi degli interventi, diciamo, di alcuni docenti universitari, ma poiché Umberto Fracchia aveva avuto una forte curiosità nei riguardi del mondo cinematografico, e quindi ci sarà diciamo, il presidente dei circoli cinema italiani che si collegherà da Roma e ci racconterà qualcosa sul sogno cinematografico di Umberto Fracchia. Ci saranno però anche degli interventi artistici, per cui interverrà l'autore televisivo, teatrale, nonché giornalista, che è Bruno Gambarotta. Ci sarà l'intervento molto, diciamo, di cui siamo molto, diciamo, orgogliosi, dell'attore Maurizio Lastrico. Ci sarà anche un ulteriore collegamento dell'attore, diciamo, Davide Paganini, ma soprattutto è una cosa molto carina, ancora una volta interverranno dei ragazzi del liceo Marconi del Pino di Chiavari che reciteranno, grazie all'intervento del loro, diciamo, professore, il professor Giannini, alcune pagine proprio tratte da Scene e gente di Campagna di Umberto Fracchia. Questo è un secondo momento, dedicato a Umberto Fracchia, ma non è l'ultimo. Il vostro è proprio un percorso che state, compiendo. Sì, assolutamente. Stiamo aspettando la realizzazione dell'Umbertiade Casarzese, questo importante festival, tra l'altro sostenuto anche da Regione Liguria che ha dato un importante contributo, ma culminerà con la premiazione di quelli che sono i racconti riguardanti proprio il premio letterario e i cortometraggi, anch'essa sezione del premio letterario.